Prende la parola il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito. Inizio con un caloroso saluto all'autorità, in particolare al sottosegretario, onorevole alla difesa, onorevole Cossiga, sempre presente nei momenti più significativi della Forza Armata e soprattutto della Brigata Sassari. Il mio riverente e commosso pensiero va a tutti i nostri caduti nell'adempimento del dovere, che con estremo coraggio e lealtà hanno assolto il loro compito fino all'estremo sacrificio. Con umiltà di soldato, con spirito di padre, sento di poter esprimere l'abbraccio ideale di tutto il Paese a tutte le famiglie che hanno conosciuto la tragedia della perdita di un proprio congiunto nell'assolvimento del servizio. Ma oggi un particolare riconoscimento lo voglio rivolgere alla famiglia del caporale maggiore scelto paracadutista Matteo Muleddu, deceduto il 17 settembre scorso a Kabul. A tutti loro desidero nuovamente esprimere la più sincera e affettuosa vicinanza mia e di tutto l'esercito italiano. L'esercito italiano non li abbandonerà mai, ma il più affettuoso saluto unito a un sentimento di ringraziamento va oggi alla città di Sassari, oggi splendida cornice di questa cerimonia, e con Sassari a tutte le città della Sardegna. Il riconoscimento ritirato dal comandante della Brigata Meccanizzata Sassari viene concesso con delibera della Giunta regionale ai cittadini italiani e stranieri distintisi per particolari meriti